Dottore Passalacqua, ci sono ancora le possibilità di poter avere una buona giustizia nel nostro Paese? Certamente mi auguro che ci sono. Quello che sicuramente non è vero è che questo referendum al quale siamo chiamati è un referendum per organizzare la giustizia, per avere una giustizia più giusta. Sicuramente è un referendum che interessa anche il cittadino e quindi invito tutti ad andare a votare perché è un referendum confermativo e quindi non c'è quorum e ogni voto conta. Ma è ovviamente un referendum che regola l'ordinamento giudiziario. Il cittadino è interessato ad avere un ordinamento giudiziario corretto, è interessato ad avere una divisione fra il pubblico ministero e il giudice che lo deve giudicare, è interessato ad avere parità tra le parti e quindi tra il difensore e il suo difensore e il pubblico ministero, ed è altresì interessato anche a avere una magistratura che sia diretta da persone meritevoli, capaci, giudicate per il merito e non per il criterio di appartenenza, come oggi purtroppo è con il sistema degenerato delle correnti in magistratura. Avvocato, è ormai imminente il prossimo referendum sulla riforma della giustizia in Italia. Quante buone possibilità abbiamo di vedere davvero una buona giustizia nel nostro Paese? Ma io non lo so, non so quale sarà l'esito del referendum evidentemente. So però che se vincerà il no, per i prossimi 20 anni non se ne parla completamente. Se vincerà il sì c'è qualche speranza, perché ci sarà un nuovo assetto dell'ordinamento giudiziario, il che significa necessariamente anche un migliore funzionamento della giustizia. Una sola osservazione per questo. Col nuovo assetto, siccome il giudice sarà completamente separato dal pubblico ministero, sempre che vinca il sì, io lo spero, e a differenza di quello che accade oggi il 98% delle richieste di rinvio a giudizio del pubblico ministero il GIP le accetta supinamente e quindi il dibattimento si ingolfa con centinaia di processi che potrebbero essere invece non celebrati. Se sarà vincente il sì, questo 98% per forza di cose diventerà 70-60 e molti processi che oggi vengono celebrati inutilmente non saranno celebrati. Il risultato sarà velocizzare la giustizia. Sindaco, quello sulla giustizia fu un argomento tanto caro anche a Leonardo Sciascia. Oggi se ne discute anche in prossimità del prossimo referendum, la riforma sulla giustizia. Direi più che uno dei temi di Leonardo Sciascia, la giustizia è il tema di Leonardo Sciascia. Tutte le sue opere hanno un filo conduttore che è appunto la giustizia, il diritto. E certamente in un momento nel quale a livello nazionale si parla di giustizia e del prossimo referendum non poteva la fondazione dedicata allo scrittore di Racalmuto non poteva organizzare un convegno per parlare in generale dei temi della giustizia ed in particolare del referendum che stiamo vivendo. Abbiamo illustri ospiti che certamente illustreranno le varie posizioni relative al referendum. Così cercheremo anche di capire meglio dai tecnici, abbiamo valenti magistrati, cercheremo di capire bene nel merito qual è il tema centrale del referendum, perché mi pare che per certi versi si stia un po' strumentalizzando, stia scivolando sul terreno politico delle contrapposizioni tra i vari schieramenti. E invece bisogna, credo, entrare nel merito per capire quali sono le ragioni di questo referendum e per poter orientarsi ciascun cittadino con la propria coscienza, valutando tutte le opzioni in campo e poi scegliendo serenamente. Per l'avvocato Bongiorno cosa serve votare? Guarda, io non voglio dare influenzare proprio in questo momento, anche perché oggi abbiamo questo convegno. Ho le mie convinzioni che espliciterò, però in questo momento, per un fatto di rispetto complessivo a tutte le posizioni, non mi pronuncio ufficialmente oggi. Certamente ho le mie convinzioni che espliciterò nei prossimi giorni.